Buongiorno signore e signori sul campo del Pala Einaudi a Padova, giornata tavolo salute, intanto disturbando la telecronaca, giornata di cartellone, vede davanti alle padrone di casa del Orus PFP Padova, oggi in versione gattamelata contro la forte squadra delle veneziane della Fenice. Recentemente hanno fatto qualche acquisto, diciamo così, sostanzioso, soprattutto in centimetri. Hanno anche 2 o 3 giocatrici di inizio 2011, quindi insomma sarà una partita sicuramente tosta e impegnativa per le ragazze padovane che affrontano l'ultima giornata del girone Under 15 del Veneto. Coach Mariana Morao schiera come primo quintetto base col numero 28 Sofia Tolando, col numero 24 Olivia Alvisi, col numero 26 Rebecca Zorzi, col numero 14 Chiara Basse, col numero 7 Angela. Prima azione fallo? Gli arbitri federali subito danno un indirizzo alla partita, diciamo così, abbastanza severo, un fallo, una leggera spinta sulla linea di fondo, toppatona intanto della Tolando che apre per la Rebecca, purtroppo non trattiene, il passaggio era un po' troppo violento, forse come prima azione un po' più di calma. Tanto Chiara Basso perde il proprio attaccante, c'è un mismatch, subito tira da 3, pregevole l'iniziativa, la rimbalzo lo guadagna l'Oliva e poi in qualche modo riesce a divincolarsi su Fiedolante che si improvvisa anche come portatrice di palla, forse non la soluzione migliore, per fortuna apre per Rebecca Zorzi che spinge sulla fascia, scarica per Angela, solo ferro, alti ritmi per questo inizio di partita, grande tensione da entrambe le squadre che stanno cercando qua, forse un po' il tiro al numero 32, qua hanno dormito nel rimbalzo difensivo, armano la mano adesso rimessa dal fondo. Altro tiro, si prendono molti tiri da fuori le ragazze veneziane, la Chiara Basso fino in fondo subisce, ora attenzione al contropiede, rientrano le ragazze, in qualche modo riescono a bloccare, a quasi recuperare il pallone, inizio concitato ma reti inviolati, bel movimento, bravissima la Tolando, cattiva in difesa, la Rebecca Zorzi si invola da sola, sbaglia. Sentitissimi questi primi minuti, palla sul fondo. Rimessa affidata a Olivia Alvisi. Molto sentita, serve la Tolando. Marcata dal numero 16 Anna Smerghetto che la tiene fuori da... no, questo passaggio era troppo ottimistico, era troppo stretto, troppe mani in mezzo, infatti rimediano una sconfitta ma poi si fa perdonare la Tolandona intercettando il passaggio a favore del numero 16 Anna Smerghetto. Di nuovo intercetta la linea, il passaggio in rimessa era un po' telefonato. Coach Morao ha qualcosa da dire. Sono passati i primi 2 minuti veramente intensi dove a prevalere sono state le difese. Il numero 31 che è Alice Thompson va a prendersi un fallo in presentazione. 2 tiri liberi sono la logica conseguenza. Vediamo se aprono le marcature dopo i primi 2 minuti del primo quarto.
cambio in file del Padova, entra col numero 18 Alice Margherita Boldrini, esce un Olli un po' in debito ossigeno in questi primi minuti, che la lasagna che avrà sicuramente ingurgitato in prossimità della partita si fa sentire, ma adesso gli diamo tempo di digerire. Alice Thompson, il numero 31, sbaglia il primo tiro libero. Realizza sbaglia anche il secondo, in modo abbastanza fortunoso riusciamo a prendere il rimbalzo. La Chiara Basso spinge, ma viene stretta da due giocatrici, la palla carambola sulla linea di fondo, la rimessa affidata sempre a Chiara Basso, vede, si libera. Seconda palla persa, queste poi si pagano prima o poi, adesso il punteggio è ancora 0-0, ma le ragazze veneziane sono forti. Chiara Basso si perde, la giocatrice scarica viene chiusa, strappata di mano, poi commette un passo clamoroso la Boldrini dopo aver fatto un ottimo recupero, veramente terza palla persa, regalata, e adesso bisogna cercare di non commettere più queste piccole infrazioni, tra l'altro passi di partenza, attenzione ai mismatch difensivi, la 32 va dentro e palla esce, no, quarta palla persa in 2 minuti e mezzo, questo sicuramente da rivedere. Chiudono, palla non entra, no, quasi un balzo perso, Rebecca vede, libera Tolando da sola, realizza Sofia Tolando e apre le marcature, 2-0 per le padrone di casa. Adesso attenzione alla reazione che sarà veementa, viene chiusa benissimo, palla 2, Freccia dice Padova, palla recuperata. È importante questo canestro perché in queste prime fasi bisogna indirizzare la fiducia, diciamo così, per quanto possibile in un'area positiva. Bella finta di Chiara Basso che scende, scarica su Sofia Tolando, che si va a prendere un fallo in dinamica di tiro, un leggero scoramento nelle file delle Venezia, che intanto cambiano, esce con il numero 11 Fosca Fantini, che è il capitano, entra con il numero 47 Eleonora Zanchi. Intanto Tolando, che in genere ha una buona percentuale di realizzazione tiri liberi, sbaglia il primo. Realizza il secondo, 3-0. Ecco la neoentrata Zanchi che spinge sulla fascia, poi dà un pallone che era buona, però c'erano almeno un paio di giocatrici del Padova sulla linea di passaggio e quindi infatti intercettano pur buttandola fuori. Cambio nelle file del Padova, esce Chiara Basso ed entra col numero 5 Elena Ferrara. Tanto cambio anche nelle file del Venezia, è entrata la numero 16 direi, canestro sfregato per il numero 16, no, è entrata la numero fallo a la numero 31 che ha spinto Alice Thompson, che ha spinto Elena Ferrara fuori dalla linea. La Rebecca cosa ha fatto? Ha spinto tra due giocatrici che anche in debito di centimetri, ha fatto veramente un'opera pregevole. Il pallone ha sputato un pallone che doveva entrare sul pick and roll,
ancora Rebecca Zorzi, alla fine prendono in basso in difesa le veneziane, ma poi sbagliano la rimessa, un po' contratti. Si vede che la squadra c'è, da finisce, ha delle ottime giocatrici, ma in questa prima fase sono un attimo sorprese forse dalla intensità del gioco delle padovane. La Ferrara, cosa ha visto? Cosa ha visto? Un taglio della Rebecca Zorzi meravigliosa, si è trovata da sola, dormita dalla difesa. Facile realizzazione, qua c'è un taglio un po' cruento, qua attenzione. La 32 se la perde e va a realizzare, questo ci sta, insomma. Punteggio 5-2. Ferrara, porta palla, nessuno va a aiutarla in qualche modo, no, palla persa un po' malamente, attenzione al recupero, stoppata, tiro da 3 sul ferro, rimbalzo della 16 che poi sparacchia un tiro che poteva mettere dentro. La Serena Ferrara poteva, se era libera là, non si vede che Rebecca era di nuovo libera, ma bene così. Time out chiesto dal Venezia, punteggio 5-2 a metà del primo quarto. Partita palpitante in questa prima frazione. Partita tutto sommato corretta in questo primo scorcio di primo quarto, 2 falli a testa per le due squadre, il pubblico veneziano è piuttosto diradato, qualche persona sugli spalti probabilmente l'avrà mandata in autobus perché magari non sono avvezzi a prendere la macchina i veneziani, ovviamente scherzo perché si riprende con una rimessa dal fondo affidata a Angela. Attenzione, serve la Dolando che fa una finta, deve prendersi il secondo fallo, abbastanza bene l'idea di caricare di falli le lunghe leve del Fenice, non è male perché hanno delle torri, 2 o 3 torri molti centimetri questa squadra, hanno solo Retina, primo tiro libero, 6-2 a rotonda. Stai zitto durante il ritorno. Quasi prendono a rimbalzo. Vabbè, dai. Sì, sto fallo c'era. Rimessa, spinge sulla fascia 97, trova la 25 libera che secondo me poteva anche provare ad andare dentro, per un po' in ritardo la Margherita Boldrini, ma per fortuna Margherita bravissima, poi recupera il pallone la premiata ditta Boldrini Ferrara, ma si ferma, no, doppio palleggio, no, ha toccato il pallone, per fortuna. Veloce rimessa dell'Angela, in qualche modo gira, un po' di difficoltà di circolazione della palla, la Boldrini va dentro da sola, la chiudono molto bene, la Tolando finta, poi alla fine perde il pallone, si combatte per terra, alla fine la vince Venezia, che grinta entrambe le ragazze, ma dopo un po' di palle perse da parte della formazione padovana, anche le veneziane iniziano a commettere qualche errore. Intanto è uscita la numero 32 per il Venezia ed entra la numero 13 Siuli. Serena Ferrara si libera delle sue giocatrici, alla fine in fondo
Becca va a intercettare il passaggio, un po' scorate le veneziane, che tanto sono su tutti i palloni, mettono una pressione veramente notevole. Ogni rimessa. Intanto 8-2, quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del primo quarto, in qualche modo riescono a rimettere le veneziane, guadagnano la metà campo d'attacco, ma poi perdono il pallone, perché poi bel contropiede, chiusa da Boldrini, no! La Zorzi prende, no, butta il pallone e adesso subiamo il contrattacco in possibile contropiede. La 52 va dentro, fallo diciamo così tattico ben speso. Il coach del Fenice esprime la sua prestazione dicendo che sono senza parole. Forse Ilaria Mengarino, effettivamente la squadra veneziana appare giocare sotto, molto sotto le proprie possibilità. Tanto fanno un bel 0-2, dopo un altro 0-2 e però guadagnano il rimbalzo. No, non c'era fallo qua, dai, che cazzo. Vabbè, altro fallo. Questo è veramente fiscale. Devo dire che gli arbitri adottano dei metodi molto... infatti era sul fondo, correggono la decisione molto giustamente, che se fallo era, dire che in dinamica di gioco era veramente fantasioso. Ma non era in dinamica di tiro, dai, ma cioè, stava palleggiando in mezzo alla spalla. Cioè. Realizza il primo tiro libero la Martina Polo. Sbaglia invece il secondo, però guadagnano un ottimo rimbalzo d'attacco con Anna Smerghetto. Poi liberano la 25. Non trattiene, per fortuna era praticamente da sola, poi in qualche modo perdono la palla, Amissi la recupera, si ferma, serve la Boldrini che vede era un po', però si spegne in qualche modo, si combatte sui palloni, attenzione al fallo. Si lotta a rimbalzo, ne esce vincitrice Sofia Tolando. È intensità comunque, partita molto sentita, cambia mano, serve Missi che apre per la Ferrara, serve la Boldrini, la Missi finta, poi però perde il pallone. E quindi nuova sortita offensiva per le veneziane. Butta dentro, infatti è andata bene, diciamo così, gli arbitri un po' in mania di protagonismo fischiano, era chiaramente chiusa da 3 giocatrici, aveva sparacchiato il pallone e gli arbitri comunque erano vicini, hanno rilevato qualche tocco, quindi 2 tiri liberi per la numero 47. Eleonora Zanchi sbaglia sfortunatamente il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, bisogna dire che poi però recupera il pallone, un po' di dormita da parte del... Infatti un po' prendono un rimbalzo d'attacco che era facilmente controllabile e
e poi la 47 ha punito le padovane dalla media distanza. Intanto è uscita soffietolando per rifiatare, è entrata Giulia Tessaro col numero 10, rimessa affidato a Missi Pugliarenti, che apre per la Ferrara e si affida, spinge subito, guadagna la metà campo avversaria, spinge sulla fascia, si avvicina al canestro, si porta dietro due giocatrici, Giulia fuori, prova il rimbalzo, in qualche modo lo recuperano, la Ferrara finta, poi scarica per Rebecca Zorzi che va da sola, niente, contropiede per il Venezia, premiato da canestro, prova di contropiede con la Missi Pugliarenti che va dentro, sbaglia, però rimbalzo di Rebecca Zorzi, il punteggio 8-7, proprio due buoni canestri. No, non c'era. Adesso il coglione, non ha mosso il piede. Non ha mosso il piede per. Momento dormita, qua c'era bisogno assolutamente di fermare il gioco. Questo è un canestro regalato dagli arbitri, cioè assolutamente l'istant replay. Alla fine chiamano il time out un po' troppo tardi, punteggio 9-8, preso fiducia, sorpasso Venezia a 22 secondi a fine primo quarto. Assolutamente non buono, si danno il 5, gli arbitri non hanno motivo. Numerose imprecisioni degli arbitri federali, pur bravi insomma. Da rivedere il quintetto forse, o comunque la fase la fiammata del Venezia come è stata contenuta. Riprende questo ultimo scorcio di partita. Non sembra aver effettuato cambi coach Mariano Morao, rimessa per il Venezia, adesso sarà importante non subire il canestro, invece gioco facile per la Thompson, le dare 2 punti, la Giulia si ferma in posizione scomodissima, la Rebecca Zorzi chiama un fallo. Devo dire anche questo discutibile, insomma. Anche questo spetta il gioco, mancano 8 secondi. Dormita, una fase veramente difficile per la squadra padovana, per fortuna che è finita, si vuole sperare. Intanto gli ospiti sono andati 11-8, praticamente un parziale di 8-0, non si può vedere, mancano 3 secondi, questa attesa è stata inutile, non molto intelligente, e comunque finisce così, si spegne sul fondo l'ultimo pallone del primo quarto, da rivedere assolutamente dopo un buon inizio della formazione patavina. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, coach Morao alzati i centimetri, mettendo dentro soffietolando Boldrini e Alvisi, coadiuvati da Chiara Basso e Rebecca Zorzi. Risponde il Venezia. Con la numero 25 Elisabeth Tairai, numero 32 Isabella Milani, a subire fallo Olivia Alvisi in anche di tiro, poi continuando con Venezia al 47 Eleonora Franchi, con il numero 32 Isabella Milani e col numero 13 Siu Li.
due tiri liberi per Olivia Albisi, che sacca il primo a corta le distanze. E se il secondo, Lando deve prendersi un ottimo rimbalzo d'attacco, poi taglia per Chiarabasso che sparacchia contro la base del canestro, poi va a commettere fallo. Questo poteva forse evitarselo, in qualche modo le veneziane rimettono e impostano un'azione d'attacco. Prova a spingere a 32, poi riesce in qualche modo a servire lì e sbaglia, rimbalzo di Rebecca Zorzi che vede, libera la Chiarabasso, ma il passaggio è troppo lungo, carambola sul fondo, nuova rimessa delle veneziane. Zorzi sporca il passaggio, attenzione al contropiede, stavolta la Chiarabasso va a recuperare, un po' di pazienza Chiara, poi si è fatta male questa ragazza, in qualche modo recuperano il pallone, devo dire che le ragazze stanno dando dentro. Palla 2, Freccia Padova continua quindi la percussione d'attacco, si incarica della rimessa Chiarabasso, un attimo di pausa per passaggio schiacciato per Rebecca, cambio di mano, si gira, si divincola, serve, libera la Boldrini e segna il canestro, la parità 11 a pari. Ci voleva questa prova d'orgoglio di inizio secondo quarto per non far scappare le veneziane, sono riuscite. Fallo della Chiarabasso che è franata addosso alla giocatrice del Venezia. Intanto cambio nelle file del Padova, esce Rebecca Zorzi, entra Angela Tessaro. Spesso entra, attenzione, oh brava Chiara, si libera, va fino in fondo, poi tira a prendersi due tiri liberi. Non ha tutti i torti Eleonora Zanchi a protestare, perché effettivamente fallo era anche qui abbastanza. Comunque rimessa, non era il tiro, ma se quello là era il tiro, qua c'è veramente una disparità di metri di giudizio delle infrazioni di campo. Intanto per il Padova, però insomma lì la Chiarabasso era chiaramente in amica tiro, molto più di quello che è andato al primo quarto. Qua c'è da rivedere il borderò, veramente tante imprecisioni. Intanto stanno quasi per recuperare il pallone, in qualche modo si divincolano, cambio di mano a 32 come al solito, va spesso dentro ma poi sparacchia fuori. Rimessa per il Venezia, cambio per le Lagunari, esce la lì ed entra col numero 31 Alice Thompson. Qua stanno per scadere 5 secondi e scadono, palla perso, si arrabbia l'allenatrice di Venezia, ha ragione, sono quelle classiche cose che no in qualche modo recuperano. Pallina raddoppiata, va a rimorchio l'Albisi che caccia dentro, momento buono, sarà una partita
molto dura questa, entrambe le squadre la sentono moltissimo, molto brave. La 32 si inventa un passaggio in zona gialla, la Chiara non alza gli occhi, non vede, se vede l'Angela libera non prende neanche il ferro, e quindi controffensiva delle veneziane con la Thompson che porta palla, cerca di liberarsi dell'Alvisi, si libera, poi purtroppo per fortuna non finalizza, Olli butta via un pallone. C'era bisogno, coach Morao qualcosa da dire, e ha anche ragione, non c'era nessuna fretta, non era una chiara azione di contropiede. Anna Smerghetto si occupa di portare palla, poi la Olli si fa perdonare il passaggio sbagliato, andando a guadagnare una palla 2 che seppur Freccia dice Venezia, comunque la prossima palla 2 sarà appannaggio delle padovane. Tanto vediamo come gira la squadra. Va detto che a parte i 3 minuti alla Angela spinge fuori la Alice Thompson, e quindi secondo fallo di squadra. Coach Morao particolarmente contrariata oggi, infatti la squadra non sta giocando male, ma ci sono tante cosine da sistemare. Nessuno va a aiutare la 16 in qualche modo, servono la Isabella Milani che però spesso perde sulla fascia, anche stavolta la perde, molto veloce il cambio giustamente, questa volta Olivia Alvisi vede sbagliato Chiarabasso da sotto, sentono molto Olivia Alvisi, riesce a liberare la Boldrini che non perde il pallone, finta della Tolando che serve la Chiarabasso che poi si divincola e si va a prendere il fallo, molto brava nel, diciamo così, guadagnarsi i tiri liberi. La Chiarabasso ha un ottimo movimento sul piede perno che spesso manda in confusione il difensore. Tanto fa l'esordio sul campo Sofia Loreggia sui blocchi, vediamo con chi andrà a rilevare. Sputa fuori il primo tiro libero, se n'è andata a metà del secondo quarto. Esce anche il secondo, si lotta a rimbalzo, alla fine lo vince la Smerghetto. Serve la Milani. Vabbè, altro fallo fischiato. Tanto esce Angela, entra con il numero 15 Sofia Loreggia. Bisogna dire che hanno le loro lunghe che spesso non sfruttano il mismatch di centimetri. Tanto bel movimento sul piede perno, guadagnano rimbalzo d'attacco, stoppate da Tolando, Pieraccio, la Boldrini lancia il pallone al Visi che trattiene, quasi commette passi, la Chiara si prova e commette passi, non li ho visti, nuova azione offensiva disturbata da Chiarabasso. Sentitissima la partita anche dalle allenatrici. Padova-Venezia, una lunga storia di rivalità, quindi non solo sportiva. Tanto la Milani, come spesso succede, va dentro e la butta fuori.
però rimbalzo d'attacco, bisogna stare più attenti. Tanto 13-11, punteggio molto contratto, le squadre veramente difendono con grandissima intensità. Qua la 16, la Merghetto tanto fallo della 31 ha beccato col piede sembra e quindi rimessa, ha commesso fallo, no, fallo della 31. Olivia alla fine in fondo va a prendersi anche lei il quinto fallo di squadra del Fenice. 2 tiri liberi sul 13-11 per le padovane, cambio nelle file del Venezia, entra la Ali, esce la Alice Thompson. 2 tiri liberi per Olli, esce il primo, esce anche il secondo, 0-2, attenzione al contropiede, pressano alte le ragazze padovane, quando manca poco più di 4 minuti alla fine del primo tempo, girano, qua si va a prendere il fallo, questi arbitri devo dire fischiano. Tanto quarto fallo di squadra anche per il Padova. 2 tiri liberi per Martina Polo. Sui blocchi dei cambi intanto per Padova si prepara col numero 26 Rebecca Zorzi. Intanto la Polo mette dentro la prima, possibilità di andare in parità. Invece esce il secondo, però rimbalzo d'attacco, troppi rimbalzi da 13. Comunque Sofia Loreggia alza gli occhi, porta giù palla, si ferma, serve la Chiara che bravissima, si gira, non realizza, ultimo a toccare dice una veneziana. Intanto cambio nelle file del Padova, esce Chiara Basso, entra Rebecca Zorzi, rimessa affidata a Sofia Loreggia in area d'attacco. Sofia Loreggia però regala un pallone, meglio comunque così che subire l'onta di 5 secondi, però diciamo così, forse è stato schiacciato, avrebbe aiutato la Boldrini, recupera il pallone, Sofia Loreggia gira per Olivia Albisi, che la Boldrini, e poi si fa perdonare tutto e tutti, dando un bel canestro. Devo dire non impeccabile la difesa del Venezia, adesso c'è da recuperare, siamo in inferiorità numerica, bene così, hanno fermato l'azione, punteggio 15-12 per le padovani. La Milani va dentro come al solito, ma stavolta dopo molti tentativi la palla entra 15-14, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Olivia Albisi una bellissima finta di corpo, si libera, poi però viene chiusa in fondo e regala il pallone alle veneziane. Adesso lì in palleggio si gira molto bene, ma poi perde il pallone e quindi un po' di becco d'ossigeno. Sono stanche le ragazze, hanno corso come delle dannate tutte e due le squadre. Doppio cambio nelle file del Venezia, entra col numero 25 Elisabeth Tairai e col numero 0 Chiara Ferro. Tanto è entrata anche Elena Ferrara, viene spinta, poi regala il pallone alla Milani, che serve un pallone non molto facile da gestire per la Tairai, che infatti va a testare la linea di fondo.
perdendo il pallone, manca 2:25, 15-14, partita veramente giocata punto a punto fino a questo momento. Intanto è rientrata anche la Sofia Tolando che passa per Sofia Loreggia, palleggia tra le giocatrici in qualche modo, riescono a non perdere il pallone. La Sofia Ferrara prova a spingere, non viene chiusa, tanto la Tolando va a tirare, sbaglia, un po' addormentate le veneziane in questo caso. Palla 2, Freccia dice Padova, a volte sono un po' addormentate le veneziane, sì. Intanto è uscita Martina Polo e è rientrata a Siulin, rimessa dal fondo per la 5 secondi proprio non si possono vedere, al massimo butta da qualche parte, ma 5 secondi anche del Venezia, non c'erano 5 secondi, non c'erano sia prima che dopo, vabbè, in qualche modo ce la fanno, non trattiene la Ferrara, parla di nuovo rimesso della Venezia, non si riescono a sganciare dalla linea di fondo le squadre difendono a uomo in pressing alto. Sofia Loreggia si perde il suo attaccante, la Milani va dentro e subisce fallo. Vabbè. Due tiri liberi per Isabella Milani sui blocchi. Intanto esce Olivia Albisi, un po' stanca dal cambio Margherita Boldrini con il numero 18. Due tiri liberi per la Milani. Sbaglia il primo, punteggio 15-14 per il Padova. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo è di Rebecca Torti che spinge sulla fascia, poi scarica per Sofia Loreggia che forse aveva il tempo per tirare, la Tolando finta, poi va dentro, appoggia il tabellone, non entra ma va a prendere il rimbalzo in attacco e realizza due punti molto importanti che ridanno un attimo di allungo al differenziale che adesso è di 3 punti tra le due squadre. Abbiamo rischiato un bel taglio tra le lunghe leve delle veneziane. Intanto per il Padova esce Sofia Loreggia e rientra Chiara Basso, manca poco più di un minuto alla fine del primo tempo. Rimessa dal fondo, va la Milani che tira da 3, in qualche modo la palla circola, libera la 50-25 con un mismatch di altezza assolutamente improponibile con la Ferrari. Devono stare attenti perché là brutta palla persa a un minuto dalla fine, 17-14. Chiara Basso evita la giocatrice e poi si inventa un tiro un po' così, in qualche modo viene servita, tira ancora Chiara Basso e adesso contropiede le veneziane, viene chiuso. Molto brave a rientrare, bravissime in questa azione, brave, bello, si meritavano un canestro, il taglio era ben eseguito, il passaggio anche Chiara Basso va fino in fondo, fallo subito da Chiara Basso. Forse adesso è andata bene per il fallo, però Chiara forse sta forzando un po' di tiri, qualche time out chiamato al Venezia. Riprende la partita, gli ultimi 31 secondi si allungano, il time out rischiano quasi il tecnico, siamo ampiamente dopo il minuto di pausa, le padovane continuano a parlottare, messo un po' a rischio, gli arbitri
concedono l'extra time o eccessivo. 17-14 per 1 secondi, 2 tiri liberi per Chiarabasso. Entra un po' fortunosamente questo tiro libero, importante perché arrotonda di 2 azioni di distacco con la formazione ospite. Rimbalzo attacco preso dalle veneziane che spingono in contropiedi con la lì, ma viene intelligentemente deviato sul fondo il pallone, fermando un'azione che deve essere di contropiede. Adesso le difese sono schierate, la Thompson spinge con un bel semigancio che però non viene premiato e alla fine la palla viene recuperata dalla Ferrara. No! A 12 secondi proprio non ci voleva questa palla persa, bisognava avere un po' più di calma, con varie occasioni in cui bisogna impostare un po' il gioco. La Rebecca salva capra e cavoli e salva il punteggio 18-14 alla fine del primo tempo.